Dal Pala 1, buon pomeriggio da Gianmarco Cervi, seconda giornata della Lega Scuole Superiori. Agnesi United e Dinamo Volta in campo, due squadre dei risultati ben diversi. La prima giornata Agnesi United è stato preso un po' a pallonate dagli avversari, diversamente la Dinamo Volta ha portato a casa i 3 punti. Vediamo come andrà a finire oggi. C'è da dire che l'Agnesi United almeno oggi ha il portiere, quindi sicuramente qualcosa di più si potrà fare. Tutto è pronto, siamo pronti anche noi. Volta, ready, let's go, partiti. Con la Dinamo Volta che manovra. Controllo a seguire, Raganato. Dentro per Pisoni, che mette dentro il gol dell'1-0. Gran palla di Raganato. Pisoni con l'interno, pallone nell'angolino e vantaggio di Dinamo Volta. Poi pallone recuperato da Portioli che punta alla porta, possibilità per il 2-0. Grande risposta, calcio d'angolo. Dalla bandierina Ferrari al centro per Pisoni, che fa doppietta. E raddoppio per la Dinamo Volta, dormita generale della difesa dell'Agnesi United. Ferrari, Mazzola, Raganato, gran palla con l'esterno di Raganato, non so quanto voluta. Pisoni controlla, va via Pisoni, Pisoni al centro per Ferrari che può chiuderla. Arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre a rifiatare per qualche minuto. Super sport. Maltoni. Lo recupera Portioli, dentro per Pellegrinelli che calcia di potenza, mette alto. Dall'Oglio. Maltoni, Dall'Oglio, il dribbling di Dall'Oglio, Dall'Oglio! E la palla in rete, gran gol di Dall'Oglio. Mette a sedere Portioli, poi con l'esterno sotto le gambe di Mazzola che quasi era riuscito a salvare la sua porta, ma alla fine è arrivato il gol del 2-1 che riapre la partita e mette tutto in discussione. Poi Balzarini, l'occasione per il 2-2, Balzarini col diagonale! 2-2 Agnesi United, gran gol di Balzarini, pallone perso malamente a centrocampo dal Dinamo Volta, Balzarini ne ha approfittato, ha messo dentro il gol del 2-2. Poi attenzione, c'è un erroraccio da parte di Mazzola e Cosma fa 3-2, pazzesco la ribaltata completamente l'Agnesi United. Balzarini al centro per Dall'Oglio, 4-2 addirittura, mollato completamente la Dinamo Volta. Doppietta di Dall'Oglio, gran palla di Balzarini, 4-2, adesso l'Agnesi prova addirittura a prendere largo, che rimonta. La porta Pisoni, Pisoni, pallone sul mancino, calcia Pisoni, Zumaglini, la tiene Ferrari, ancora Zumaglini strepitoso, poi Raganato, chiuso da D'Antoni. Dentro ancora pallone recuperato, Balzarini, si lancia da solo, Balzarini, 1 contro 1 con Pisoni, Balzarini passa, Balzarini, 5-3, la chiusa l'Agnesi United con un gran gol di Balzarini che è andato a dribblare 2 avversari. Prima Raganato, poi Pisoni, poi il tocco con l'esterno a battere Mazzola 5-2, scusate, non a 3. Per l'Agnesi United che porta a casa i primi 3 punti della sua stagione. Pisoni, dentro il pallone per Ferrari, Ferrari attaccato, va giù, calcio di rigore. Attenzione, questa è la chiara occasione da gol. Rosso per D'Antoni che lascia i suoi in 4. Zumaglini parte, Pisoni, palla dentro, 5-3. Vediamo se la Dinamo Volta riesce a trovare il miracolo. Raganato, dentro per Pellegrinelli, tutto solo, 5-4, attenzione, 5-4 da Raganato a Pellegrinelli che l'ha messa dentro, 5-4, adesso un solo gol di svantaggio. Giallo per Zumaglini che ha perso tempo, attacca la Dinamo, Pisoni, Zumaglini vola e la mette in corner, che parata di Zumaglini. Attenzione a Pellegrinelli, fischia bianco, parte Pellegrinelli, 5-5 sul triplice fischio del direttore di gara, la riacciuffata all'ultimo alla fine la Dinamo Volta, finisce 5-5. Un punto ciascuno, ma punto che sta di sconfitta per l'Agnesi United. Super spot.